Oggi Summer Tour ci porta a Ricadi, un comune di circa 5.000 abitanti nella provincia di Vibo Valentia, a parlarvi sempre di sole, spiaggia, mare e tanto divertimento abbinata a un'ottima cucina che è quella di Calabria. Seguiteci perché oggi parleremo con il capo animatore e seguiremo tutte le attività di questa giornata in una struttura dove ci siamo fermati e ringraziamo chi ci ospita per parlarvi di sole, mare, spiaggia, ma soprattutto tanto divertimento. Cosa importa se sognavi in Puerto Rico, ma se stiamo insieme sembra paradiso anche ospedito. Brucia il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare, uscire dall'acqua coperti di sale, mare blu profondo sulla pelle il vento, intorno solo gente che balla, che balla, che balla, intorno solo gente che balla, che balla, che balla. Summer Tour, sole, amici, tanto divertimento e soprattutto cerchiamo di capire anche come trascorrono le vacanze in questa bellissima Calabria. Ad esempio lei arriva da? Agropoli, provincia di Salerno. Come mai ha scelto una vacanza in Calabria? Il sole, il mare, stupendo. Il divertimento del nostro mood di Summer Tour, sembra che ce la siamo parlata. Cioè, il divertimento qui soprattutto in questa struttura, fantastico, animazione fantastica, la gente è estremamente accogliente. Parliamo dei prodotti tipici, l'andugia, la cipolla di Tropea. Cosa hai mangiato per primo? Cipolla fantastica, tutti i giorni. E andugia no? No, l'andugia? Andugia, sì, no, se no quelli di Spilling poi ci... Andugia no, la soppressata sì, il salami sì. Cioè, l'andugia no in che senso? Non l'hai assaggiato? No, non la riesco a mangiare perché spalmabile non la gradisco. Preferisco qualcosa di... Ma l'hai riscaldata un po' e poi l'hai spalmata sul pane? Non me l'ha detto che... E quella la devi anche un po' riscaldare. Vedi, non me l'hanno consigliato. Allora adesso prima di andare via passa, compra un po' di andugia, la riscaldi, la metti sul pane e quella è l'ottima merenda quando hai una pausa nel tuo lavoro. Poi il peperoncino, usato sempre, dovunque. Quello è all'ordine del giorno, quello leva il medico di torno. Viagra calabrese. Quello è l'ottimo Viagra calabrese. Anche se non ce n'è bisogno, almeno spero. Questi sono problemi vostri e non entriamo in merito. Se è qui e si sta rilassando ed è da solo, le consiglio però di prenderne tanto peperoncino calabrese. Purtroppo c'è il bagaglio. Simpaticissimo, ritornerà in Calabria? Sicuramente. Quando? Penso l'anno prossimo. No, è troppo, a Natale deve ritornare. A Natale, c'è sole pure a Natale? A Natale c'è sempre il sole, in Calabria c'è sempre il sole, non c'è una giornata di pioggia. Ah, perfetto, anche se qui abbiamo beccato 3 giorni di pioggia in questa settimana, quindi non mi sembra che con le due... Fateveli rimborsare. Perfetto, vado? Mi autorizzo? Vai, vai! Mi fai il buono? Vai, ti faccio io il buono come Summer Tour. Come mai? Qui c'è sempre il sole, adesso abbiamo beccato 3 giorni di pioggia. Lunedì, martedì e mercoledì pioggia, dai. Da 1 a 10 la vacanza in Calabria. 10, lo posso dare 10. Quindi lei ritornerà ufficialmente, l'anno prossimo la ritroveremo qui? L'anno prossimo una settimana in Calabria la farò, dopo aver fatto Calabria, Puglia, fino all'anno scorso sono stato in Grecia, Croazia, ho girato un bel po' di posti, però la settimana calabrese ok. La porta nel cuore. Sì, sicuramente. Grazie, rimanete con noi, siamo ancora a Ricadi. Amici, siamo sempre qui a Ricadi, in questa struttura dove sole, spiagge, divertimento, insomma il nostro mood di Summer Tour, a raccontarcelo il nostro amico Andrea che è il capo animazione. Allora Andrea, cosa adesso sta per accadere in questa struttura? In questo momento sta per cantare il nostro piano bar e poi procediamo con il gioco caffè, ovvero un gioco dove il nostro piano bar, che è molto bravo anche a suonare il pianoforte, andrà a fare vari motivetti, la gente dovrà indovinarli e ovviamente ogni persona che indovina riceverà un gadget. Quindi Andrea ce n'è per tutti, sole, mare, Relax, abbiamo una bellissima spa ad esempio, tanto divertimento con le nostre attività. allora rimanete con noi perché inizia subito il gioco. Quest'oggi c'è il nostro Marco che ci andrà a proporre, se non sbaglio, dei motivetti, giusto? Quindi saranno canzoni ma senza le parole, soltanto la melodia fatta al piano oppure la base musicale. Anche singolarmente, ogni volta che indovinate il motivetto vi spariamo un bel gadget. Siamo pronti? La nostra Sara tiene i punti, facciamoci un applauso e cominciamo. Oh, Andrea sei figo. Hello,
No, dietro. All I ask. No. Alza, tutti mi fanno i complimenti, allora sei figo ovunque, vai. Someone like you. Esatto, punto. Nome? Ok, cappellino per te. Ecco, come vedete stanno ricevendo tanti gadget i nostri amici. Alla conduzione c'è Andrea di questo simpaticissimo gioco e si portano a casa tanti premi, quindi una vacanza fatta non solo di sole e di relax ma di tanto divertimento. Pronti per la prossima canzone? Vediamo chi indovina. Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come questa sera, con la luna piena, muoviti, poi balla, poi balla un po'. E adesso siamo con il direttore, o meglio il factotum, la mente di questa grande struttura, dove a livello solo organizzativo chissà quanto tempo impiega per gestire un qualcosa di così bello, di così importante che stiamo vedendo questa mattina. Ma prima di parlarci di tutta questa organizzazione, questo management che c'è dietro a questa grande struttura, Pasquale, direttore di questa struttura, come vi dicevo, 3 elementi fondamentali per venire a trascorrere una vacanza in Calabria. Allora, gli elementi fondamentali sono principalmente il mare, perché la prima scelta per la Calabria è appunto il mare, e poi tutta l'organizzazione di Vera Club che ci sta all'interno della struttura con le varie attività energy che vengono organizzate durante tutta la stagione estiva. Infatti questa settimana usciamo da una bellissima iniziativa che è il Fluiball, un'attività, una novità per le strutture Vera Club, e nella fattispecie è scelto Scoglio della Galea. Ma quando le persone vengono qui e poi devono ritornare dopo 3 giorni, 4 giorni di vacanza trascorsi qui, come si sentono quando vanno via? Specie ieri che ci sono state le partenze, la bellezza naturale e il tramonto e il calore che questa struttura riesce a trasmettere come una grande famiglia, nonostante sia grande e complicata anche da gestire. Pasquale, perché venire in Calabria? Venire in Calabria per l'accoglienza, l'ospitalità e per il mare stupendo che abbiamo. E quando assaggiano i nostri prodotti tipici cosa dicono? La cucina calabrese è un punto di forza, nonostante in Italia si mangia bene in tutte le regioni, e comunque in ogni caso la cucina ha la sua ragione di importanza. Allora ti diamo 30 secondi per fare un invito ufficiale a venire a trascorrere il prossimo anno le vacanze in Calabria, chi ancora non c'è mai stato. Vi aspettiamo qui allo Scoglio della Galea, dove possiamo dare il grande calore dell'ospitalità e la professionalità dei servizi da parte mia e del mio meraviglioso staff alberghiero. Grazie Pasquale, buon lavoro. Cari amici, siamo sempre qui a Ricadi, Scoglio della Galea più precisamente, e in questo momento sono con Andrea, che ci stiamo spostando in spiaggia, dove Andrea, che attività si svolgeranno? Andiamo in spiaggia perché sono quasi le 12:15, ci sono i balli di fine settimana. Oggi c'è un mix perché oggi per noi è l'ultimo giorno della settimana, domani cambia un po' la gente in villaggio, e hanno quindi fatto lezioni già tutta la settimana di tutti i balli di gruppo possibili. Quindi oggi dobbiamo premiare quelli che sono stati bravi. E giustamente i più bravi. E allora Summer Tour calza proprio a pennello, quindi amici rimanete con noi perché fra pochissimo vedrete anche la sfida, i balli in diretta e la gadgettistica e i regali da consegnare agli amici del villaggio Scoglio della Galea. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana, tutto girava, già buona, dicevi tu, guardando me. Siamo in questo momento con Sara. Sara di solito è quella che coordina qui, insomma, i balli di gruppo la mattina e tante altre attività. È vero o no, Sara? Cosa sta per accadere in quest'area? In questo momento stiamo per fare i balli caraibici tutti insieme prima di pranzo, come tutti i giorni. Quindi noi siamo pronti qui con Summer Tour a regalare eventualmente i gadget anche a tutti i ballerini. Allora Sara, sei pronta a dare l'invito ufficiale a tutti? Ricorda anche a tutti quanti che vinceranno i nostri gadget, così vediamo a chi premiare. Assolutamente sì, siamo pronti. Non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana, tutto girava, già buona,
continuano imperterrite le attività, ma soprattutto la forza di volontà di Sara. Ma quante attività svolgi durante queste giornate, Sara? Tante, non si contano. Adesso cosa state preparando? Tra pochi minuti iniziamo Acqua Gym qua in piscina. Signori, voi da casa, l'acqua gym è un qualcosa di molto funzionale, perché? Quanto fa bene fare acqua gym? Fa molto bene sia al fisico ma anche alla mente, perché oltre a lavorare fisicamente ci divertiamo, che è la cosa fondamentale qua in vacanza. E allora tutti pronti per fare acqua gym con noi? Siete pronti? Pronti? Via! Piccolo sforzo e ancora siamo qui a Ricadi, ragazzi. Mamma mia, una struttura dove fanno tantissimo sport. Non eravamo preparati a tutto questo, ma ce la faremo. E concludiamo insieme a Sara con la consegna del cuscino a chi vuoi tu, insomma, chi è stato più bravo durante la settimana, chi ti ha seguito di più. Vediamo, il migliore secondo me è stato Salvatore! Premio speciale! Amici, io non ce la faccio più, è una puntata questa tremenda. Fanno sport, fanno animazione, fanno un sacco di cose. E adesso ci vuole una meritata pausa. Ciao, scusami se sono arrivato così di botto, ho trovato questa frescura così bella, questo spazio che sento già un relax assoluto. Ma cosa si fa quando una persona è così? Vedi, io adesso non ce la faccio più, sono in tensione, sono forse talmente irrigidito da questa puntata che è piena di attività, fate un sacco di cose. Cosa possiamo fare per rilassarci? Quello che fa per te. Vieni con me. Andiamo. Summer Tour, grazie alla collaborazione di diversi partner. Adesso sono in compagnia di Daniele, che è il direttore di un centro commerciale importante in questa zona, dove insieme a loro è stato possibile fermarci qui in questa struttura e poter parlare di fare impresa, fare gruppo, quanti benefici può portare a questa terra di Calabria. Quindi Daniele, l'importanza di aver partecipato, avete avuto riscontri, state avendo riscontri di quello che immaginavate? Sicuramente sì, il fatto di essere presenti come centro commerciale nelle strutture commerciali del territorio, piuttosto che naturalmente ricettive, per noi è un sintomo di grande importanza, innanzitutto per fare rete insieme, per fare rete commerciale, ma soprattutto per creare quelle sinergie uniche del nostro territorio, un territorio che a volte viene discriminato per diverse tipologie di situazioni, ma che invece è una terra fantastica, una terra che può dare tanto non solo ai calabresi ma a tutte le persone che poi vengono, insomma, per lavorarci ma anche per viverci. Quindi per noi è stato un enorme piacere essere qui presenti come Vibo Center in qualità appunto di struttura ricettiva della provincia, perché comunque essere una struttura commerciale e fare
tessere quelle importanti figure con il territorio per noi è una cosa veramente importante, insomma. Grazie Daniele, allora ti aspettiamo per la prossima puntata di Summer Tour e voi rimanete con noi. Adesso abbiamo appuntamento con lo chef, ci farà sentire i profumi della cucina di questa struttura e soprattutto qual è il piatto tipico che maggiormente presentano ai loro ospiti. E quando è ora di pranzo, il nostro chef prepara agli ospiti che arrivano in questa struttura sapori di Calabria. Chef, cosa bolle in pentola? Allora, qua stiamo facendo una salsa con l'anduia. L'andugia, come facciamo? Assolutamente, originale di Spilinga. Quindi come si fa a venire a trascorrere una vacanza in Calabria e a non far assaggiare l'andugia? E poi vedo che lei ha preparato qui tanti contorni, tanti decori, anche la cipolla di Tropea. Siamo a Ricadi, ma Tropea è vicinissima. Assolutamente, qua abbiamo del pecorino del Poro al peperoncino e normale, accompagnato con una confettura di cipolle rosse di Tropea. Che dicono gli ospiti quando assaggiano queste prelibatezze? Rimangono assolutamente contenti perché assaggiano la nostra cucina e sanno cosa mangiano. Nel nostro programma Summer Tour parliamo di sole, spiaggia, divertimento e di buona cucina. Quindi questa pasta, ad esempio, fatta in casa, vedo, di che cosa si tratta? Questi sono filea che i nostri nonni li fanno ancora a mano, un impasto di farina e acqua. Ma quando vedevo quegli anziani con il ferro in mano, quello è... Esattamente, sono questi qua. Quindi prendono il nome dal ferro che utilizzavano per, raffinarli? Raffinarli e li facevano a mano. Adesso purtroppo abbiamo la nuova tecnologia, però ci sono ancora gli anziani che comunque fanno questi filea. Mantengono questa tradizione. Allora chef, gli ingredienti per chi ci segue a casa e vuole provare questo piatto. Allora, questa è semplicissima, facciamo un soffritto di aglio e cipolla. Facciamolo, vai. Indugia, originale di Spilinga, che tra l'altro facciamo anche noi, e filea. Si mette tutto ad amalgamare in questo sughetto. Chef, se il piatto è pronto io farei la mia degustata. Semplicissimi, ma assaggia. Deve assaggiare. Vado? Così? Tanto questo l'ha preparato appositamente per noi, quindi amici vi dico subito com'è, aspettate. Va bene? Mamma che bontà. Chef, spadelliamo pure, vai. Tanto questo ce lo portiamo di là e lo mangiamo subito. Ricordiamo che sono filei con nduja e pomodorino. Ecco qua. Grazie chef. Amici da Ricadi è tutto, chiudiamo la nostra puntata, però non prima senza aver ringraziato Andrea e tutto il suo staff di animazione, perché sono stati per noi un gancio importantissimo in questa struttura dove abbiamo parlato di sole, mare e divertimento, e senza di loro non sarebbe stato possibile. Andrea, io ti ringrazio e speriamo di rivederci a una prossima puntata, però a chi ci segue da casa spieghiamo perché venire in Calabria. Innanzitutto, appunto, l'abbiamo già detto oggi, per il mare e il sole, per la buona cucina sicuramente, per il relax, per chi vuole rilassarsi, per il divertimento, per le escursioni, per le isole. Ci sono tantissime cose da vedere che nel resto d'Italia forse non ci sono. Beh, più invito di questo, cari amici, allora continuate a seguirci con Summer Tour e le tappe che abbiamo scelto e soprattutto ripreso per tutti quanti voi.